Buonasera e benvenuti amici di Fanner, qui dal Circolo Sport City per l'11ª giornata della Serie A della Lega Calcio A8. Una di fronte all'altra ci sono Peperino Calcio La Lustia contro Roma Calcio A8 Green Club, per quella che si suppone sarà una grandissima partita tra la quarta e la prima in classifica. Tempo che le due squadre seguono il saluto di dito, proseguono per la scelta di chi sarà a dare il via al match. Andiamo a leggere le liste delle due squadre. Il Peperino agli ordini di Mister Lamora viene qui al campo di casa con il numero 2 Alongi, il numero 3 Anastasio, Ascione con l'11, Barani col 32, il 18 il capitano Campanella, il 14 che è Colasanti, il 6 D'Astolfo, il 22 l'estremo difensore ed Eugenio, il 7 Fe, il 23 Fiorini, Graziani con l'8 e il numero 10 Rossi, mentre la Roma Calcio 8 Green Club agli ordini di Mister Ferretti viene al campo di Sport City con il numero 5 Cortese, De Paulis con il numero 16, il numero 23 che è Ek Kobi, il numero 12 Goletti, il 20 Lavagnini, il 10 Diotti, l'8 Stefano Mosciatti, il 4 Magri, il 3 Oliva, il numero 1 l'estremo difensore Opara, Parroni con il 7, Pisapia con il 2, il numero 17 che è Simmi e Ugolini con il numero 6. È tutto pronto per l'inizio della partita, a dare il via al match sarà Rossi, sarà il Peperino in maglia bianco-rossa, attaccherà dalla destra alla sinistra, mentre la Roma in maglia grigio-nera attaccherà dalla sinistra verso la destra. Controlla i portieri il direttore di gara, mette il fischietto in bocca ed è tutto pronto. Inizia ora il match. Il Peperino a gestire questo primo possesso del pallone con un possesso sulla linea difensiva. Sono già spazi per salire. Alongi ora a tenere il pallone tra i piedi, va in verticale a cercare Rossi, è chiuso per recuperare la sfera dalla Roma Calcio 8 che si appoggia all'indietro su Oliva e poi all'indietro nuovamente su Opara, pressato da Rossi, alza il pallone che arriva nella zona presieduta da QB. Ora a centrocampo il palleggio, sulla destra il pallone, ancora lo scambio nello stretto su Lavagnini che però perde il controllo del pallone, gli ha portato via Ascione, esce bene però Ugolini che poi va a giocare in avanti, mantiene il possesso della sfera però la Roma Calcio 8 con Pisapia che si appoggia sulla sinistra, Ugolini in verticale, la chiusura difensiva, palla ora che è ancora del Peperino sul centrocampo, il palleggio da parte degli uomini in maglia bianca. Sull'out di destra Campanella va a giocare sul numero 14 Colasanti, poi all'indietro, poi il pallone ancora su Alongi sulla sinistra, si abbassa Campanella ma preferisce servire Alongi, il suo compagno con il numero 6. Ancora sulla sinistra il pallone con Ascione, Ascione va su Alongi, si appoggia ancora sul numero 11, è chiuso bene però dalla difesa della capolista che obbliga il Peperino a ricominciare da De Eugenio. Palla ora è sulla destra con D'Astolfo, il cambio di gioco in direzione di Alongi, ancora cercato Astolfo. Parliamo del match in questi primi minuti del gioco che è del Peperino. Ora ci ha provato Pisapia a sorprendere D'Astolfo calciando di prima intenzione da centrocampo ma ha colpito male la sfera, e quindi il Peperino che può impostare nuovamente sulla sinistra con il numero 11 Ascione, il cambio di gioco, la chiusura difensiva da parte del difensore che serve QB, prova ad andare via in velocità, si appoggia sulla testa in direzione di Pisapia, ancora Pisapia, vie centrali con Liotti, cerca di prendere spazio di Liotti per girarsi, alla fine ci riesce, serve sulla sinistra il suo compagno con il numero 23, il pallone va all'indietro, viene servito Oliva sulla destra con un cambio di gioco, palla in verticale a cercare Liotti, fuori misura però, e la sfera arriva nella zona presieduta da De Eugenio che appoggia subito in velocità sulla destra. Ora il Peperino lungo l'out di destra a fare possesso palla, si riappoggia sulla sinistra in direzione di Alongi, poi D'Astolfo
Ancora il pallone lungo l'out di destra. Rossi cerca spazio per girarsi, per provare a liberare il suo mancino, ma è costretto a ricominciare su Alongi. Ancora è cercato e trovato Colasanti, che prova a giocare sulla destra verso Campanella. Aveva tenuto il pallone in campo, ma poi il suo controllo non è perfetto. La palla schizza in rimessa dal fondo. È stata già giocata da Opara su Ugolini. L'appoggio su EQB, poi Opara, il lancio verso Pisapia, la lotta tra i due numeri 2, alla meglio Alongi che può giocare su Campanella, in avanti la sfera, tocco su Rossi e chiude benissimo Lavagnini, che poi dribbla anche Rossi e si appoggia su Cortese. Ugolini, Lavagnini, sbagliata la misura del passaggio, prova la conclusione. Ascione, Opara la devia in calcio d'angolo. Prima occasione del match, capitata nei piedi del numero 11 del Peperino, che ora andrà a battere questo calcio d'angolo giocato sul primo palo, era su terra, ma la palla non può impensierire nessuno perché colpisce l'esterno della rete. Sprecata questa possibilità da calcio d'angolo dal Peperino e sarà quindi rimessa dal fondo, giocata su Ugolini che va a lancio lungo, colpito di testa da Campanella, va a servire il numero 14 Colasanti, poi Rossi scambia all'indietro con Colasanti che tocca su Campanella, ancora all'indietro su Dostolfo. Alongi, cambio di gioco sempre verso Campanella, la tocca di prima intenzione in direzione di Fe, che però è chiuso dall'ottimo rientro di Ekubi che serve Pisapia, rientra a tutta velocità alla difesa del Peperino. Lavagnini prova ad andare via sulla destra, l'ultimo tocco è del numero 11 del Peperino, Ascione, sarà quindi rimessa al laterale per Oliva, la va a giocare in direzione di Ugolini. Cortese, verticale Cortese su QB, il numero 23 prova addirittura a calciare. Murato, rimessa laterale, giocata all'indietro verso Ugolini, rischia con questo passaggio indirizzato verso Oliva. Oliva infatti non riesce a controllare il pallone, recuperata dal Peperino. Ottimo il servizio per Ascione che prova a calciare, non colpisce perfettamente il pallone, gli esce un tiro centrale che è facile, preda di Opara. Lavagnini va su EQB, ancora Lavagnini, una serie di finte, serve Pisapia, vicini Pisapia e Liotti, il pallone è sulla sinistra, EQB prova ad accentrarsi per calciare, la palla rimane nella zona di Lavagnini che fa partire un destro che però si spegne sul fondo. Primo tiro verso la porta di De Eugenio anche per la Roma Calcio 8 quando siamo solamente al 7° minuto di questo primo tempo. Una partita vivace, molto combattuta tra le due squadre che finora però si stanno difendendo egregiamente, specialmente la Roma Calcio 8, mentre il Peperino sta mantenendo molto di più il possesso del pallone, specialmente nella metà avversaria di campo. Ora ha messo giù la sfera da un giocatore del Peperino che serve Rossi, poi il servizio su Ascione, la palla è deviata, rimane in area di rigore, Rossi si divora il gol del vantaggio calciando di prima intenzione fuori. Ugolini, lancio di Ugolini, controllata e messa giù dal numero 14 che serve Rossi al limite dell'area di rigore, prova una finta ma non riesce, poi Cortese pressato da Colasanti ma riesce comunque a servire a Cubi che prova a partire in velocità, è chiuso fallosamente, calcio di punizione quindi per gli ospiti che stanno cercando di trovare la velocità che finora gli manca anche a causa dell'assenza di Seferi. Punizione che viene fatto indietreggiare il punto di battuta. Lavagnini aveva cercato di guadagnare qualche metro, l'arbitro va a controllare
la distanza che è già sistemata e sarà quindi calcio di punizione. A battere è Ugolini, che potrebbe calciare verso la porta difesa da De Eugenio. Lo chiede un attimo perché c'è Pisapia fermo che si sta allacciando lo scarpino, in cui avrà terminato, si potrà procedere alla battuta. Arriva il fischio del direttore di gara, parte Ugolini, la palla è toccata da Lavagnini ma non riesce nel controllo, poi è messa fuori direttamente nei piedi di Oliva, che fa partire il destro. De Eugenio con la mano di richiamo mette in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che verrà battuto da Pisapia. Di rigore c'è solo Ugolini, fuori Lavagnini e Liotti pronti ad inserirsi su questo calcio d'angolo che verrà giocato da Pisapia. Parte Pisapia con il mancino, De Eugenio la tocca ma la sfera rimane nella zona di Lavagnini, che prova a calciare, ancora la tocca Lavagnini, la tocca di testa poi in direzione di Eccobi ma non può servirlo. Prova il lancio lungo, la difesa del Peperino, corre Oliva che si appoggia su Opara che lancia lunghissimo verso Pisapia, che riesce a mantenere il pallone in campo, ma per il direttore di gara la sfera aveva oltrepassato la linea di campo nel momento in cui si avvicinava a Pisapia sul lancio di Opara, e quindi rimessa laterale per il Peperino, già giocata da Stolfo, che poi si appoggia a De Eugenio. Così fa la seconda punta. Alongi chiuso, costretto a rigiocare sulla destra. Sale ora Colasanti, il servizio verso Campanella, la scivolata di Cortese a chiudere ogni pericolo, a mettere in rimessa laterale, a giocarla sarà poi lo stesso numero 18. Siamo all'altezza della tre quarti avversaria per il Peperino, che ricomincia all'indietro su Alongi, un passaggio un po' fuori misura, è costretto ad appoggiarsi di prima intenzione su De Eugenio, che può lanciare il lancio lungo verso il numero 11 Ascione, però non può arrivarci Ascione e la palla termina fuori, rimessa laterale, la giocherà Oliva, la gioca potente in avanti a cercare Liotti sulla corsa, ma ha capito tutto quanto da Stolfo, si appoggia su De Eugenio che ha calciato lungo, palla che viene toccata da Rossi. Oliva corre, ma quando capisce che sarebbe stata rimessa laterale per la Roma calcio a 8 desiste dalla corsa e si accontenta della rimessa laterale. Ugolini si appoggia all'indietro su Opara, la pressione da parte di Rossi che porta a guadagnare una rimessa laterale giocata da Campanella sul taglio di Colasanti, poi viene chiuso fallosamente Liotti dall'uscita di D'Astolfo. Sarà quindi calcio di punizione per la Roma calcio a 8, che la gioca subito su Oliva. Cortese, Ugolini, ancora cercato Oliva, si appoggia all'indietro su Opara, la palla gli rimbalza male, la controlla per solo un momento però il Peperino, poi Ugolini alza un campanile che è messo giù ma non controllato, poi controllato in un secondo momento dai giocatori del Peperino, che vanno alla conclusione con Ascione. Opara però riesce a proteggere la propria porta. Sarà quindi rimessa laterale, giocata al centro, Cortese di testa la mette fuori, arriva su Eccobi, chiuso però da Campanella, non ha spazi per girarsi il numero 23, è costretto ad appoggiarsi all'indietro e a perdere anche il possesso del pallone, sì, perché sarà rimessa laterale però per il Peperino, con Campanella che va a giocarla. La gioca fuori, è messa giù da Fe, con il mancino buca Opara e fa 1-0 per il Peperino. Si sblocca quindi il match quando siamo al 13° minuto circa della partita, grazie a un bellissimo mancino di Fe sul quale Opara non ha potuto nulla. Cortese
va all'indietro ancora su Opara, ma la pressione altissima del Peperino lo costringe al lancio lungo da Stolfo a Buonaguardia. Arriva Lavagnini prima di tutti, riesce a mantenere il possesso per gli ospiti, poi QB chiuso da Campanella in rimessa laterale, giocata su Liotti. Liotti ancora pressato, si appoggia su Lavagnini, il pallone verso Oliva che ha spazio per cercare il destro, salta un uomo, va a partire il destro, De Eugenio ci mette i guantoni e chiude la porta. Ancora il possesso per la Roma Calcio 8 che però viene intercettato il passaggio, lancio poi lungo da parte di Colasanti, termina nei piedi di Ugolini. Ancora la Roma Calcio 8 in attacco con Ekubi da terra, arriva il fischio arbitrale, sarà quindi calcio di punizione per gli ospiti. Proteste da parte dei giocatori del Peperino, che però non fanno e non faranno soprattutto cambiare la decisione del direttore di gara. Quindi calcio di punizione, abbastanza lontana il punto di battuta, ma comunque centrale. Sono 3 uomini vicini al pallone, Oliva è quello più lontano, 2 uomini in barriera per De Eugenio, prende la rincorsa Lavagnini, vicino c'è anche Ugolini, ma parte Lavagnini con il destro, la palla è toccata, poi è smorzato il tiro dalla difesa del Peperino. Il pallone di Cortese all'indietro su Opara, sempre pressato da Rossi che sta correndo come un indemoniato. La tocca Pisapia ma non riesce a controllarla. Poi Liotti sporca il passaggio di Alongi ma è persa nuovamente la sfera dalla Roma Calcio 8. Lancio lungo, Dife a cercare Rossi, chiusura di testa di Cortese, messo giù il pallone da Ekubi che poi torna all'indietro ancora una volta su Ugolini. Oliva gioca con Cortese, Cortese il lancio verso Pisapia, Longi però lo anticipa di testa e serve il suo compagno con il numero 11 Ascione che poi commette anche fallo. Calcio di punizione giocato velocemente da Pisapia su Lavagnini, il tocco in verticale verso Ekubi che era andato troppo in profondità, è costretto a rientrare il numero 23 a appoggiarsi su Cortese. Ugolini gioca con Oliva che va poi all'indietro su Opara. Cortese, cercano spazio i giocatori della Roma Calcio 8 per provare a bucare. Attenzione ora a De Eugenio che rischia sul controllo e sulla pressione di Pisapia e regala una rimessa laterale. Oliva va su Pisapia che è chiuso da dietro da Longi, ancora Oliva riesce a mantenere il possesso del pallone, ancora l'ottima difesa però di Alongi che lo costringe a tornare all'indietro su Cortese. Palla in verticale ancora sulla sinistra questa volta verso QB. Lavagnini per vie centrali rischia su questo passaggio ma riesce comunque a mantenere il possesso del pallone servendo poi Oliva. Lavagnini pressato altissimo, gli viene portata via la sfera da Colasanti che la tocca per Rossi in area di rigore, prova il diagonale Rossi, la palla esce di pochissimo dal palo della porta, difesa da Opara che ha già rimesso in campo il pallone. Ugolini verso Simmi, cambia con Pisapia il numero 17 e ne è entrato, è un 4 contro 3 per la Roma Calcio 8. Simmi però calcia alto, sprecata questa occasione per la Roma Calcio 8 che era in una situazione di superiorità numerica ma Simmi ha preferito far tutto da solo. Ora Ascione, il tocco in verticale verso Rossi, Ugolini però esce bene e chiude ogni pericolo. Oliva va su Simmi, ancora cerca il suo terzino, capitano per l'occasione. Ugolini, lancio lunghissimo di Ugolini verso QB che la spessa di testa, non riesce però a dare né potenza né a controllare il pallone che arriva nella zona presieduta scusate, da De Eugenio che va al lancio lungo dove però non c'è nessuno, solo maglie nere. Bravo.
Ancora la Roma calcio a 8, ancora Oliva lungo la 8 di destra, però la difesa del Peperino sta svolgendo un lavoro encomiabile, chiudendosi benissimo indietro. Ora è recuperata la sfera, sempre sulla destra con Fe che prova ad accelerare. Fe fa partire il sinistro, questa volta però è completamente da dimenticare, la palla si spegne sul fondo e Opara potrà rimetterla in gioco. E lo va giocando proprio verso Cortese. Il lancio su Pisapia, la controlla di petto, si appoggia all'indietro su Oliva e ancora Opara. Ora il lancio lungo, non riesce a costruire un'azione pericolosa la Roma calcio a 8, finora annichilita dall'ottima prestazione di squadra del Peperino. Oliva prova l'accelerazione, prova la giocata personale, il terzino della Roma calcio a 8, poi con la sua caparbietà va a commettere fallo su D'Astolfo. Sarà quindi calcio di punizione per gli uomini in maglia bianca, per i padroni di casa che ricordiamo sono avanti nel punteggio per 1-0 quando siamo al 20° minuto di questa prima frazione di gioco. Sbagliata ora la misura del passaggio di Colasanti, che è diventato un servizio per Opara, che ha potuto rimettere in gioco Ugolini. Ugolini chiede più movimenti ai suoi compagni, vede Simmi che poi va a giocare su Liotti, ancora all'indietro con Opara, poi ancora Ugolini in verticale, il pallone è toccato da Pisapia su Simmi, poi ancora Pisapia lotta per riconquistare la sfera, ma gli viene portata via da numero 14, lancio lungo. Ugolini rischia con questo controllo, ma per il diritto di gara non è fallo di mano. Liotti chiuso da dietro da Campanella che gli porta via la sfera e poi guadagna anche una rimessa con le mani, anzi no, perché per il direttore di gara è rimessa laterale, però per la Roma calcio a 8 che è giocata velocemente. Simmi va a giocare su Pisapia, poi Liotti prova ad accelerare sulla sinistra, cade a terra nel contrasto con Campanella che però non ha commesso fallo. Ora Fe si ferma e va a ricominciare con Alongi, il tocco in avanti, ancora Alongi, poi in verticale Simmi non riesce nel controllo, calcia Rossi ma la palla è deviata, torna nei piedi di Fe che accelera, ancora Fe, conclusione deviata, sarà quindi calcio d'angolo per il Peperino. Altro calcio d'angolo della partita per gli uomini in maglia bianca che la giocano corta. Lo scambio entra in area di rigore. Ascione, il suo tiro è chiuso nuovamente in angolo, secondo angolo consecutivo dalla stessa posizione, sempre Ascione sul punto di battuta, si allontana Colasanti, quindi andrà Ascione, movimento in area, la palla viene girata da Opara, poi la conclusione di Campanella che termina di pochissimo al lato. Che occasione questa per il Peperino. Ora la Roma calcio 8 con Liotti che va direttamente alla conclusione. De Eugenio però in due tempi riesce a farla sua. La cosa impossibile, tutte le partite se mangiamo 100 gol. De Eugenio la gioca su Alongi. Alongi il controllo e il lancio di testa a Oliva su EQB, poi Liotti, ancora il numero 23 della squadra capolista in classifica, che però non riesce a mantenere il pallone in campo, regalando una rimessa laterale al Peperino. A giocarla sarà Campanella, autore poco fa di una conclusione di esterno destro che uscita di poco, è andato vicinissimo al gol del doppio vantaggio per il Peperino, ma ora è calcio di punizione per la Roma calcio a 8. Giocarla uno tra Ugolini e Pisapia, defilata sulla sinistra questa punizione. De Eugenio mette comunque due uomini in barriera, movimento anche in area di rigore a disturbare la visuale al portiere del Peperino. Questa battuta di Ugolini
che parte ora con il destro, la palla che passa e che termina in rete. Arriva il pareggio della Roma Calcio 8 grazie a una punizione di Ugolini, 1-1. Peperino punito con questo gol. Stava giocando meglio finora la squadra di casa, è quella che ha costruito di più, ma è stata punita da una punizione di Ugolini, aiutato in questa occasione dal fatto che davanti a De Eugenio si erano messi molti giocatori che gli hanno ostruito la visuale e quindi è arrivato il pari. Lancio lungo, ecco B in lotta con D'Astolfo, commette poi fallo il numero 23. Sarà punizione per il Peperino, nonostante che QB avesse protestato chiedendo un fallo a favore. Comunque sì, è punizione per il Peperino, è giocata sul numero 14 Colasanti, che va su Campanella. Campanella serve Rossi, le finte di Rossi, il servizio ancora per Colasanti, si fa vedere sulla sinistra Alongi, serve ancora Colasanti, non controlla bene il pallone. Prova a distendersi ora la Roma Calcio 8 con Liotti, ancora Liotti, vince un contrasto, poi calcia. Tiro, però è murato in rimessa laterale, giocata da Oliva, toccata debolmente in insieme da Liotti per Pisapia, che poi va con Simmi. Ancora Liotti, il controllo di Liotti, prova a saltare un uomo, ma non ci riesce, entra bene Alongi, che calcia in avanti, è toccata però la sfera. Poi QB con il sinistro batte De Eugenio approfittando di un servizio perfetto di Simmi. Porta avanti la Roma Calcio 8 segnando il 2-1. Bravo, valla a prendere. E cosa due Una partita che sembrava complicata per la Roma Calcio 8, ma comunque è riuscita sotto di una rete a segnare 2 gol nel giro di pochissimi minuti. Ora un fallo commesso ai danni di Fe, che ha portato un calcio di punizione per il Peperino. Probabilmente dopo questa punizione arriverà il fischio dell'arbitro che manderà le due squadre all'intervallo. 3 uomini in barriera per Opara per difendere la porta da un possibile destro di Ascione o dal possibile mancino di Fe. Parte Ascione con il destro, impatta in pieno la barriera e arriva il duplice fischio dell'arbitro. 2-1 per la Roma Calcio 8 in questo primo tempo. Rientrate le due squadre per dare il via a questa ripresa. Stanno finendo di sistemare in campo. Entra ora Liotti, controlla i portieri, il direttore di gara e dà il via a questa ripresa con Ugolini che calcerà direttamente verso la porta. Conclusione però che era ben controllata da De Eugenio, che ora rischia sul tocco. Campanella va a giocare sulla sinistra con il numero 3, ne è entrato Anastasio. Il tocco poi da parte di Barani, però è stato chiuso fallosamente. Calcio di punizione, la giocherà Campanella. Nel suo destro solo Anastasio, ma Campanella preferisce andare in area di rigore e sta fuori la sfera. Il tocco poi sulla sinistra con Ascione, ancora Ascione, l'accelerata da Ascione, cross al centro, non c'è nessuno però sul secondo palo, avevano chiuso tutti sul primo e quindi la palla ha attraversato l'area di rigore e è terminata fuori in rimessa laterale che viene giocata da Cortese. Lo fa in avanti verso Eccubi, tocca il pallone, poi la trattenuta di Simmi è fallosa, è calcio di punizione quindi. Vagliotti là! Vagliotti!
Opara da sistemare ora la barriera. Il direttore di gara ha contato i passi per la distanza. 2 uomini per difendere la porta difesa da Ascione, dalla conclusione di Ascione. Scusate. Continuano a sistemare la sfera, Opara continua a sistemare la barriera. Sembra pronto ora per la battuta Ascione. Così è, arriva il fischio arbitrale, Ascione prova a farla girare, Opara si distende e la mette fuori in rimessa laterale. Nessuna preoccupazione per Opara. Questo frangente è rimessa laterale comunque per il Peperino. Giocata da Campanella, toccato il pallone messo indietro da Anastasio, nuova rimessa laterale. Attaccalo! Non è giocato all'indietro la sfera verso D'Astolfo che va al lancio lungo, troppo lungo però per Anastasio e palla in rimessa dal fondo. Giocano anche lunga con i piedi. Giocata da Opara, cerca compagni a cui dare il pallone, lo trova in Cortese sulla sinistra che va un lancio lunghissimo e QB prova a fare un movimento ma D'Astolfo la tocca comunque. Poi la palla è su Campanella, in avanti Campanella su Anastasio, toccata la sfera, rimessa laterale, giocata da Cortese su Ugolini, autore del primo gol della Roma Calcio a 8. Autore comunque anche di una buona prestazione difensiva. Ora Campanella la tocca in avanti, toccata la sfera verso Anastasio, fuori su Colasanti che rischia di perdere il pallone, infatti così è, la controllata Liotti quando arriva in velocità la chiusura di Campanella. E ora il numero 32 Barani, poi giù sulla sinistra, ancora cercato Barani, Simmi però gli si mette davanti intuendo dove sarebbe arrivato il passaggio e recupera la sfera che poi l'appoggia a Cortese. Il lancio di Cortese verso QB, di petto la controlla, D'Astolfo da dietro però commette fallo, calcio di punizione. Daniele! Nuova punizione questa quindi per la Roma Calcio a 8. Ultimo controllo di QB. Questo lancio lungo che ha costretto D'Astolfo a commettere fallo. Sempre Ugolini sul punto di battuta e sempre 2 uomini in barriera per De Eugenio. Parte Ugolini, sempre col destro, questa volta però la punizione è da dimenticare, la palla termina alta sopra la traversa e De Eugenio già ha rimesso in gioco la sfera. Su Ascione arriva il pallone chiuso da dietro dal rientro di Simmi che gli sfila il pallone, chiusura difensiva, ancora poi Oliva con il mancino, De Eugenio in 2 tempi la fa sua e va a giocare poi su Campanella all'indietro con D'Astolfo. D'Astolfo pressato da QB, lancio lungo, Oliva la controlla, protestano per un fallo di mano, non ravvisato dal direttore di gara Lotti, e la conclusione di Liotti, poi QB in area di rigore, aiutato dal palo, fa 3-1. Inutili le proteste del Peperino, la Roma Calcio a 8 colpisce con QB. Perché la palla viene verso il corpo, capito? Non è fallo. Stai davanti! Peperino che dopo aver subito il primo gol non ha saputo più reagire e ora si trova sotto di 2 reti, si trova sotto per 3-1, parziale di 3-0 per la capolista che ora deve difendersi dalla corsa di Ascione che è chiuso però fallosamente dalla trattenuta di Oliva. Chiedono che venga rispettata la distanza e soprattutto la posizione dove è venuto il fallo. Rida! Rida! Decisione sul punto preciso. Chiama questo allora! E verrà la punizione, era battuta tra Ascione Rida! e Anastasio. Che potrebbe essere effettivamente toccato da uno dei 2 giocatori.
Arriva il fischio arbitrale, movimento in area di rigore, parte Ascione. Il suo tiro però è completamente da dimenticare e termina addirittura in rimessa laterale, giocata su Simmi. Lancio lunghissimo di Cortese su EQB che la controlla, si gira su D'Astolfo, poi calcia con il destro. Il suo tiro però è fuori misura. È stata però deviata secondo il direttore di gara e sarà quindi calcio d'angolo per la squadra avanti per 3-1. Questo calcio d'angolo ora verrà battuto da Liotti al centro sul secondo palo verso Ugolini. La palla rimane in area di rigore, Simmi la tocca, poi viene spazzata via in direzione di Barani che lotta con Cortese, la riesce a controllare. Il passaggio all'indietro su Alongi che va con il destro, palla che però si spegne sul fondo. Cristian, passa a sinistra. Iopara potrà rimettere in gioco il pallone. Peperino che sta provando a rientrare in partita grazie a questo contropiede che però non è stato finalizzato al meglio. D'Astolfo, la pressione di EQB. Ancora però D'Astolfo si trova chiuso da due uomini, è costretto a riappoggiarsi sul campanella che però scivola. Liotti si ritrova il pallone tra i piedi, ancora Liotti si avvicina all'area di rigore, la tocca con EQB, ancora Liotti con il sinistro di Eugenio, poi è chiuso QB sotto porta e non riesce a indirizzare il pallone verso lo specchio della porta. Anastasio, il tentativo di Anastasio, il servizio su Colasanti. Ancora Anastasio, la tocca verso Alongi, ma Oliva capisce tutto ed esce a tutta velocità, mantenendo il possesso della sfera. Liotti su Cortese, palla in avanti, Pisapia con Simmi, la triangolazione perfetta, Pisapia lungo l'out di destra, cerca spazi per crossare, lo fa partire ma la chiusura di destra permette al Peperino di ripartire con Anastasio, chiuso però da un ottimo Oliva. E ora QB. Liotti, finta di Liotti con il destro, Liotti la palla, poi dopo la parata di De Eugenio è rimasta in area di rigore. Che c'è? Posso strillare? Strillare i cazzi, E ora che cazzo vuoi? il fallo Non posso parlare. Che sto di qualcosa di subito nuovo? da Ugolini. Mette da sede. Io sto di cazzo. Quindi calcio di punizione. Per la Roma calcio a 8. Mette comunque un uomo in barriera De Eugenio. Il fischio parte Simmi. Va direttamente verso la porta, ma la palla è troppo alta. De Eugenio la gioca su Campanella, in avanti il pallone, chiuso però da Cortese, scambia, poi Liotti di petto, ancora il passaggio di Simmi di petto, Cubi arriva da dietro, arriva però commettendo fallo, calcio di punizione. Pallone che era sgonfio viene cambiato con quello che era uscito nella conclusione precedente di Simmi. E Peperino che ha potuto ribattere questo calcio di punizione. Alongi va in avanti, Oliva però arriva prima di Ascione. Servizio all'indietro, Cortese, lancio lungo sulla corsa di Pisapia che serve QB! È un grandissimo gol questo della Roma calcio a 8. In 3 tocchi arrivano a calciare e a fare 4-1. Veramente bella questa conclusione di QB, come altrettanto bella è stato il tocco di Pisapia di prima intenzione. Arriva un time out, rientrano
le due squadre dopo il time out. Si prenderà con la palla centrata dopo il gol subito dal Peperino. Gol che è valso la tripletta di QB. Si può riprendere con Graziani che va a giocare su D'Astolfo. Pressato alto il Peperino, lancio lungo, infatti porta una perdita del pallone. Poi Simmi non riesce nel controllo, ripresa ancora la sfera, quindi da Barani che poi viene messo a terra, ma viene dalla regola del vantaggio. Anastasio si appoggia sulla destra verso Fe, cross al centro, Ugolini la tocca, Opara la chiama e la fa sua, controllando questo campo che si è alzato sul colpo di testa di Ugolini. Ora Cortese, lancio di Cortese su QB D'Astolfo con i piedi, però la palla arriva a Simmi che la tocca poi verso Liotti, all'indietro su Oliva e ancora poi Ugolini. Sbagliata la misura del passaggio, è recuperata da Anastasio che va a calciare. È fortunato perché la palla è stata deviata e quindi ha guadagnato un calcio d'angolo, anzi una rimessa laterale, scusate, per il Peperino. Già giocata su Graziani, è pressato Graziani, serve comunque Barani che con il destro colpisce in pieno il palo. Rimessa laterale comunque per la Roma Calcio 8, il palo colpito da Barani. A battere andrà Oliva che va in avanti, QB scivola da D'Astolfo di testa, serve a Longi, poi in avanti la sfera, la svirgola Ugolini, arriva Liotti che la tocca per Cortese in mezzo a due uomini che rischia di perderla, e così è poi Cortese ancora a chiudere però con la testa a servire Liotti in mezzo a due uomini. Il numero 10 può andare via sulla sinistra in velocità, si perde però la sfera, è recuperata quindi da Anastasio che la tocca su Fe. Fe il cross con il destro, chiuso in angolo da Cortese, angolo giocato velocemente con Anastasio che calcia in area di rigore, però non colpisce bene la sfera. Occasione sprecata questa dal Peperino che si ancora però al possesso del pallone con Barani che lo perde però sulla pressione di Ugolini. Rossi si trova la sfera sui piedi in area di rigore, l'appoggia sulla sinistra, il cross al centro, palla che supera Opara e termina fuori, termina in calcio d'angolo, anzi no, rimessa dal fondo. Non ha toccata nessuno, neanche Opara. Quindi rimessa per l'estremo difensore della Roma Calcio 8 che ricordiamo avanti per 4-1 sul punteggio. Ora lancio lungo di Opara, colpo di testa, palla ancora in avanti, Rossi la mette giù, serve Barari, attrazione anteriore il Peperino per questi ultimi 10 minuti di partita. Fe con il sinistro, Opara si distende e la mette fuori. Rossi alza uno scavetto per la conclusione di Alongi che però termina sul fondo. Cambio obbligato per mister Ferretti. Mette Mosciati, esce QB stanco, odore di una splendida tripletta, odore di una splendida prestazione anche in questa occasione. Lancio di Ugolini verso proprio il numero 8 Mosciati che però non riesce nel controllo. Fail, tocco in verticale, scivola Barani ma arriva prima di tutti sul pallone Opara che mette calma servendo Pisapia. Simmi di prima intenzione, lo scambio con Mosciati che la mette giù, si gira e si appoggia all'indietro con Cortese. Il lancio di Cortese verso Simmi, D'Astolfo la tocca, poi Graziani, ancora servito il numero 8, rischia di perderla sulla pressione di Pisapia, ma la palla poi arriva su Del Genio che va in avanti. Oliva va all'indietro ancora verso il suo portiere che risponde con un lancio lungo verso Pisapia che è completamente solo, prova a giocarla di prima intenzione per Mosciati, è chiuso però da D'Astolfo in rimessa laterale. Quindi rimessa laterale giocata e nuova rimessa con le mani sempre per Oliva indirizzata su Pisapia. Pisapia lotta con Alongi,
raddoppio di marcatura ancora Pisapia all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, guadagna una rimessa laterale che viene giocata su Simmi, che è completamente solo fuori dall'area di rigore. La sua conclusione è murata. Ora Barani mette giù la sfera, possibile contropiede per il Peperino con Anastasio che calcia direttamente su Cortese. Ancora Barani, il suo tiro è sporcato da Oliva in calcio d'angolo. E time out, tra l'altro chiamato dalla panchina del Peperino. L'arbitro richiama i giocatori in campo dopo il time out, la fine del time out, l'ultimo di questo secondo tempo, l'ultimo di questa partita. Calcio d'angolo per il Peperino. Rientrano tutti i giocatori degli ospiti, avanti 4-1, ricordiamo, dopo essere stati sotto 1-0, 4 reti di fila per la Roma Calcio a 8. Allora, viene battuto questo calcio d'angolo direttamente al centro, palla che si alza ma Opara riesce a farla sua. Pensa per un momento al lancio lungo, però non c'era nessun compagno, quindi preferisce impostare con tranquillità con Oliva. Oliva, il lancio di Oliva in direzione di Pisapia, ottimo il controllo del numero 2 che poi la tocca su Mosciatti, esce bene però Alongi, fa ripartire il Peperino con Barani, il servizio in area di rigore sporcato da Oliva, poi Opara la calcia fuori ma ritorna nei piedi di Alongi che con il sinistro però la spedisce alta sopra la traversa e anche di molto. Quindi rimessa dal fondo per la Roma Calcio a 8, giocata su Liotti, chiuso dietro Liotti, lotta a terra, ma arriva il fischio arbitrale per il fallo commesso da Barani nella lotta con Liotti e quindi è punizione. Giocherà Cortese, la gioca su Liotti, ancora all'indietro il pallone con Cortese, lancio lungo a cercare Pisapia, palla che però era troppo alta, facile preda di De Eugenio che va a giocare sulla sinistra in velocità, è toccata la sfera con Rossi, all'indietro poi Graziani, la corsa di Fe, alza la testa Fe, va al cross, direttamente però su Opara, a spazi ora la Roma Calcio 8 per andare via in contropiede, un 2 contro 2, il servizio su Mosciatti. Arriva anche Simmi sull'altro lato, ma sta rientrando anche la difesa del Peperino. Oliva scambia con Mosciatti, rallenta l'azione Mosciatti e ricomincia all'indietro con Cortese. Liotti, Simmi in avanti, palla che rimbalza e che termina nella zona del difensore del Peperino. Da Stolfo, il lancio lungo verso Rossi, di testa Oliva, la mette giù Parroni, Parroni pressato da dietro, si appoggia però comunque su Cortese, ma la tecnica di Parroni, neo entrato per gli ultimi minuti di partita. Pisapia, il cambio di gioco verso Parroni che va incontro alla sfera ma non riesce nel controllo. Graziani scambia sulla destra con Fe, ancora Graziani pressato da Mosciatti, il servizio su D'Astolfo, arriva Pisapia ma D'Astolfo può controllarla e servire al centro Barani, chiuso da dietro da Simmi, chiuso però fallosamente. Sarà quindi calcio di punizione per il Peperino, a battere andrà D'Astolfo, la gioca in avanti con il destro verso Anastasio, anzi no scusate, non è Anastasio, si tratta del numero 23 ovvero Fiorini, ma comunque sia non è riuscito nel controllo del pallone e Opara l'ha cacciato in avanti nella zona di Parroni. Ancora Parroni lotta, cade a terra ma non c'è fallo per il direttore di gara. Barani ancora per il Peperino, lo scambio con il numero 23, l'appoggio su Graziani, poi la conclusione cercata da Anastasio che però si spegne altissima. Pochi minuti al termine del match che ha visto il Peperino giocare meglio per la prima parte di primo tempo, fondamentalmente i primi 20 minuti, poi l'1-2 micidiale della Roma Calcio a 8 l'ha messo alle corde. Accelera Parroni, scusate, il cross da Stolfo, va a giocare in avanti con Rossi, accelera Rossi, lo scavetto di Rossi in area di rigore verso Fiorini, chiuso però da Cortese in calcio d'angolo.
giocato corto con Rossi, le finte di Rossi, cerca uomini a cui servire il pallone, da Barani, poi torna ancora su Rossi che calcia a botta sicura, ma è chiuso in calcio d'angolo da una serie di rimpalli. Ancora angolo quindi per il Peperino, porta 3 uomini in area di rigore, battuta su Barani che la tocca di testa ma non riesce a indirizzarla verso la porta difesa da Opara, e palla che termina fuori la linea di fondo campo, quindi rimessa dal fondo per Opara che la gioca in direzione di Cortesi. Lancio lungo di Cortese, chiuso da dietro Mosciatti, Barani, il movimento dei compagni, ancora Barani si gira, la palla rimane in area di rigore a disposizione di Fiorini che fa 4-2 in area di rigore con il destro battendo Opara. Pochissime le speranze per il Peperino. Va via Parroni sulla sinistra, accelera la chiusura di D'Astolfi in scivolata, non c'è fallo per il direttore di gara, solo rimessa dal fondo. Graziani, lancio lungo di testa Oliva, palla in avanti, Pisapia la mette giù, prova ad accelerare, 3 minuti al termine del match. Mosciatti alla bandiera del calcio d'angolo, è chiuso da 2 uomini, va a servire Simmi, quantomeno ci ha provato ma era ben appostato Fiorini. Barani in avanti, chiuso da Simmi, chiuso fallosamente, arriverà il cartellino giallo per questo fallo tattico necessario però per poter fermare Barani, giusta naturalmente anche l'ammonizione, quindi punizione per il Peperino. Ci sarà Fe che andrà a battere questa punizione. Potrebbe calciare direttamente verso la porta. Fe si è dimostrato di avere comunque un buon mancino, mette infatti 2 uomini. Opara, parte Fe con il sinistro in pieno però sulla barriera e palla fuori, rimessa laterale giocata su Graziani. Barani controlla il pallone, prova il cross, Cortese ha intuito tutto, va al lancio lungo deviato, Ugolini la protegge, la fa sfilare sul fondo dove Opara potrà rimettere il pallone in campo. Gioca lungo! Opara controlla i suoi compagni, c'è Pisapia che la chiama, viene effettuato un lancio proprio verso Pisapia che però è chiuso. Ora Barani sale, si appoggia sulla destra con Fail, cross di prima intenzione toccato da Cortese, sarà calcio d'angolo. Stefano, questo è al limite dell'area, al limite. Stai là, Parroni, bravo! Sta provando, comunque sta onorando la partita fino all'ultimo minuto il Peperino. Il calcio d'angolo giocato al centro, messo fuori di testa da Simmi. Vieni su Pisapia allarga su Parroni, chiede di salire il mister della Roma Calcio 8. Parroni il lancio lungo da Stolfo, non ne riesce bene nel controllo, servito in area di rigore. Poi il numero 8 Mosciatti che chiude il match facendo il 5-2. Rimasti a terra nel frattempo Oliva ed Eugenio, arriva comunque il triplice fischio dell'arbitro, finisce così, finisce 5-2 per la Roma Calcio A8 Green Club sul Peperino, un risultato che conferma sempre di più il dominio sul campionato.